Anche il consigliere comunale di Agrigento Gerlando Gibilaro presente a questa manifestazione in favore dei precari della sua stabilizzazione. Ecco, lei ha chiesto una relazione sullo stato dell'arte e della situazione dei precari? Allora, per la prima volta nella storia dei precari del Comune di Agrigento viene protocollata una richiesta avendo ad oggetto 3 tipi di relazione, cioè il numero dei precari del Comune di Agrigento, la spesa cristallizzata, la situazione finanziaria, e abbiamo chiesto a tutti i soggetti in indirizzo di certificare i presupposti per l'eventuale stabilizzazione, cosa che non era stata mai fatta. Innanzitutto mi permetta di ringraziare tutti i consiglieri comunali, quindi tutti e 30, che hanno firmato questa richiesta per avere chiarezza in merito alla stabilizzazione dei precari. Ripeto, per la prima volta si mette un punto fermo. La richiesta è stata protocollata il 28 gennaio, ringrazio anche l'amministrazione che il giorno successivo o 2 giorni dopo si è attivato con il regolamento per la relativa stabilizzazione. Quindi io mi auguro che queste procedure tecniche e amministrative per la stabilizzazione vengano effettuate nel più breve tempo possibile. Annuncio a nome mio, a nome di tutto il Consiglio Comunale e del Presidente Catalano, che vigileremo costantemente sull'attivazione di tutte queste procedure. Perché questo? Perché della questione precari del Comune di Agrigento è venuto il momento di fare una questione morale ma anche propositiva. Ormai hanno acquisito delle competenze e delle conoscenze in 20 anni di cui il Comune non può farne assolutamente a meno per l'erogazione dei servizi, e in più dobbiamo anche considerare il fatto che i molti pensionamenti che ci saranno nel 2019, tra il 2019 e il 2020, significa che la pianta organica del Comune sarà completamente svuotata, e bisogna anche tener conto della spesa che la Regione siciliana ha cristallizzato in favore dei precari di tutta la Sicilia. Quindi non ci sono scusante, questa amministrazione non deve trovare nessuna scusa, deve solo attivare le procedure per dare serenità e risorse al Comune di Agrigento.